Allora Paolo, a parte che c'hai tutti i complimenti qui in diretta dei nostri amici prima ancora di venire, a fiducia diciamo. Sì, perché ti hanno visto, capito, di sguincio dietro, hanno detto vogliamo salutare Paolo. Andati sulla fiducia, dice, dirà qualche cosa di interessante, speriamo di riuscirci, vai. Sì Paolo, proprio perché appunto commentiamo questo allenamento ma anche questo periodo del Napoli, dopo l'amichevole che tra i tifosi, sai, tra qualche tifoso sta iniziando a destare qualche piccola critica. Secondo me è ben presto per arrivare alle critiche, soprattutto insomma calcio estivo, gambe pesanti. Non so cosa ne pensi tu, anzi te lo voglio chiedere. Ma questo è il 35esimo ritiro che vedo, da un lato fa piacere, da un altro lato significa che gli anni ce li ho, sono 35 ritiri che vedo e ho visto momenti di entusiasmo ingiustificato, perché poi dopo le cose non sono andate bene durante i ritiri precampionato, ho visto momenti di depressione ingiustificati perché poi le cose sono andate bene. I ritiri precampionati si devono fare ovviamente bene, si deve lavorare con grande attenzione dal primo all'ultimo giorno di ritiro, ma non ci danno indicazioni chiare, nette e definitive sull'esito della stagione. A volte la scena cambia nel girone di ritorno. Cioè noi crediamo che il campionato indirizzato in un certo modo, il girone di ritorno ci dice altro, il finale è diverso, figuriamoci un po' se possiamo dare giudizi e fare previsioni in base, io nemmeno al calciomercato mi fido, voglio vedere i giocatori come si inseriscono, figurati se mi posso mai fidare di un amichevole precampionato. Esatto, quindi insomma io mi trovo totalmente d'accordo, ragazzi. Napoli una volta pareggiò con Real Madrid, gol di Giorgio Di Vicino, pareggiò con Real Madrid, quell'anno il Napoli ha fatto il record negativo di punti in Serie A, poi è retrocesso. Questa è la dimostrazione che la singola partita insomma incide veramente poco, se non zero addirittura, sulla stagione chiaramente intera. Paolo, tu chi stai vedendo come insomma giocatore chiave, o comunque in questo momento chi vedi meglio, per così dire, in questi allenamenti che stai osservando qui a Di Maro? Vedo bene due ragazzi che probabilmente poi non faranno parte del Napoli, ma mi sembra abbastanza normale che loro, avendo questa piccola chance, Asa e Vergara parlo, avendo questa piccola chance, piccolissima chance di essere loro quelli che occuperanno la sesta casella per il centrocampo, se la stanno giocando molto bene, se le stanno giocando molto bene le loro chance. Questo non so se possa bastare per convincere Conte a bloccare uno dei due e a non intervenire sul mercato. Da quello che si legge pare che invece il Napoli sia intenzionato con Miretti o qualche altro giocatore a intervenire sul mercato. Poi dobbiamo capire perché Anghissà andrà via per la Coppa d'Africa, un giocatore simile ad Anghissà manca un po' nel pacchetto di centrocampisti, a meno che non si voglia qualche volta poi per la fisicità inserire McTominay al posto di Anghissà quando mancherà Anghissà, e quindi fare spazio poi all'altro che arriverà, sempre partendo ovviamente da un centrocampo che, se il Napoli giocherà 4-3-3, ne avrà come titolare, anche se a me piace molto anche Gilmour, però diciamo come titolari ne avrà 4, cioè perché Lobotka, Anghissà, McTominay e De Bruyne sono 4 titolari. Se giocherà 4-3-3 il Napoli i posti saranno 3 e quindi poi Conte di volta in volta dovrà prendere le sue decisioni. Se tu dovessi fare una previsione proprio su questo centrocampo, so che è un gioco, dai, facciamo questo giochino. I minuti, secondo me, si divideranno abbastanza i minuti. Credo che si divideranno i minuti. Forse De Bruyne è uno che è fenomenale, ma che almeno negli ultimi anni è un giocatore che spesso usciva al 60esimo, 65esimo, perché gli anni stanno passando, quindi già un po' di minuti li lascia. Lobotka sappiamo che è un giocatore che difficilmente esce, lo stesso si può dire di Anghissà, che però qualche volta può essere un giocatore anche da cambiare e poi dovrà fare la Coppa d'Africa. Quel McTominay dell'anno scorso era talmente decisivo, anche nello sviluppo del gioco, ma soprattutto per la fase realizzativa. Se quest'anno il Napoli con la fase realizzativa riuscirà ad avere qualche cosa in più dagli attaccanti, pure McTominay può entrare qualche volta nelle rotazioni, ma per il momento no. Io McTominay a volte lo definisco attaccante ombra, perché va a fare un po' quella fase poi offensiva di fatto. Infatti poi bisognerà capire anche un po' la convivenza eventualmente con Kevin De Bruyne, questo anche ce lo stanno chiedendo in tanti. Secondo te possono coesistere in una formazione, se sì in che modulo, come potrebbe metterli in campo Conte? Ma lui
fa proprio in certi momenti va a fare proprio l'attaccante McTominay. Abbiamo visto lui al posto di Lukaku che usciva fuori a giocare il pallone, McTominay che era il primo riferimento offensivo, quello che attaccava la porta. Ci ricordiamo tutti i gol che ha fatto. Quanto riguarda De Bruyne è un po' diverso, De Bruyne non va a attaccare la porta con tanta frequenza, ci arriva più col fraseggio, con lo scambio, fa più assist che gol, si gioca nella tre quarti, va sull'esterno, più che attaccare proprio veramente la porta avversaria. Sono giocatori molto diversi, la convivenza è possibilissima. Il discorso è che si gioca in 11 e qualcuno dovrà di volta in volta stare fuori, ma la convivenza è possibile, li vedremo spesso insieme e secondo me anche molto bene insieme, perché poi uno come McTominay che ha tempi di inserimento straordinari può beneficiare della capacità di assist che ha straordinaria. Noi abbiamo due tra i più grandi assist man in circolazione, perché i due belgi lo sono. Lukaku l'anno scorso è stato il miglior assist man del campionato, De Bruyne è il secondo dopo Giggs, il miglior assist man della storia del campionato inglese, quindi stiamo parlando di giocatori di primissimo livello nel fornire assist ai compagni. Ecco, dobbiamo vedere poi chi andrà a far sì che possa aumentare il bottino del Napoli realizzativamente, perché questo è il grande obiettivo che deve avere Antonio Conte, senza togliere l'equilibrio, senza togliere le certezze difensive, miglior difesa d'Europa, per aumentare il numero di gol. Allora Paolo, prima di passare anche il microfono al buon Manuel Guardasole che credo voglia fare anche una domanda proprio a te, ti chiedo anche, perché sei entrato veramente nello specifico e credo piaccia moltissimo a chi ci sta guardando, anche di Noah Lang. Come l'hai visto? Perché poi è un giocatore nuovo che, insomma, fase offensiva, fase difensiva, cosa c'è di buono, cosa può migliorare? La fase difensiva l'ha detto stesso lui, proprio rispondendo alla mia domanda in conferenza l'ha detto stesso lui che ci deve lavorare, lui è convinto di riuscirci, ma ci deve sicuramente lavorare, perché io non dico è portato o non è portato perché non lo so, dico che non l'ha fatto finora, perché in Olanda onestamente le partite, lui avendo giocato in squadre top olandesi, le partite che mettevano sotto pressione queste squadre sono pochissime, cioè gli scontri di Ajax, PSV, Feyenoord, il resto sono squadre di un livello molto più basso, e quindi semmai lui un ripiegamento di 60 metri all'indietro poteva tranquillamente risparmiarselo, non succedeva niente. Qui in Italia sappiamo che pure che giochi con la Cremonese, gli esterni, come stiamo vedendo dalle esercitazioni in corso, tra l'altro esercitazioni in corso, non so se oggi la potete far vedere, no, allora lo spieghiamo noi velocemente, un'esercitazione sui movimenti nella fase di non possesso, e noi vediamo sistematicamente la squadra schierata con un 4-5-1 che poi diventa 4-4-2 quando De Bruyne con una delle due mezze ali si alza sull'altro centrale difensivo vicino al centravanti che lo stava facendo Luca prima. Quindi questo che cosa significa? Che dove stanno i due esterni? Stanno sempre allineati, gli esterni d'attacco, stanno sempre allineati con i centrocampisti e stanno sempre anche non molto lontani dagli esterni bassi. Quindi l'anno scorso l'ha fatto bene Politano, ma è stato raccontato quel ripiegare continuo di Politano come un fatto particolare. Nessuna particolarità, lo devono fare per forza tutti gli esterni d'attacco oramai, non c'è più la possibilità di lasciare la superiorità numerica quando sale l'esterno basso degli avversari. Ti fanno gol in Serie A, sono bravi, se gli lasci quello spazio arrivano con 3 passaggi, ti arrivano in poco, quindi gli esterni devono tornare a dare una mano, e Politano l'ha fatto bene. Neres secondo me quando ha giocato non l'ha fatto nemmeno male, si è abituato abbastanza presto, ora vediamo Lang come lo farà. Poi sulle qualità quando c'è il pallone tra i piedi ce le ha. E ci sta, insomma. Mi trovo d'accordissimo, Manuel. Allora, a proposito di quello che stavi dicendo, no? La curiosità nasce sul fatto che l'anno scorso abbiamo visto 2 ritiri sempre con la difesa a 3, poi è chiaro che in corsa sono arrivati dei calciatori, lo dicevi tu, da McTominay che va a fare la seconda punta, a Neres, che quasi ti hanno obbligato al cambio modulo. Secondo te perché finora non ha ancora provato qualcosa con la difesa a 3? Per esempio l'altro pomeriggio abbiamo visto la costruzione a 2,5 con i 2 difensori e Asa che si abbassava, però se hai la sensazione che abbia intrapreso la strada di partire col 4-3-3, diciamo tra virgolette in tutte le gare, poi si farà di necessità virtù, e comunque questa è una squadra che
per la metà, al netto dei nuovi acquisti, l'anno scorso ha fatto così tanti moduli che li ha incamerati tutti. Però volevo sapere la tua, che sensazione avevi avuto del fatto che finora non l'abbiamo visto provare? Ma io credo che il 4-3-3 sia la base e il 4-2-4, 4-2-3-1, chiamiamolo come vogliamo, sia la prima alternativa. Però il semplice fatto che il Napoli a Politano ne resta e Lang e sta facendo di tutto per prendere un altro esterno d'attacco mi fa pensare che i 3-5-2 ma anche i 3-4-2-1 non siano proponibili, nonostante quest'anno ci sarebbero i difensori centrali per farlo. Sui quinti pure si potrebbe lavorare. Anche Marianucci l'ha fatto. Sì, si potrebbe lavorare, però significherebbe tenere fuori troppi giocatori che il Napoli ha e che sta per prendere. Non ci sarebbe più posto e ci sarebbero, se arriva facciamo esempio Ndoye, ci sarebbero 4 esterni d'attacco e in un 3-5-2 sarebbero tutti e 4 in panchina all'inizio, quindi i movimenti di mercato mi fanno pensare che c'è coerenza col fatto che la difesa a 3 non venga provata. Poi non significa che in qualche momento, avendo tanti difensori centrali buoni, in qualche momento della partita non ci possa ricorrere, ma come schieramento iniziale io credo che alternerà il 4-3-3 al 4-2-3-1. E l'altra curiosità che avevo prima di lasciarti a Riccardo e insomma andare verso la fine, Milinkovic-Savic è un portiere diverso da Meret, soprattutto per la fase di costruzione. Secondo te l'acquisto di Lucca da un lato e come ha giocato Lukaku l'anno scorso, secondo te l'acquisto di Milinkovic-Savic è propedeutico al modo in cui vuole giocare e anche alcune esercitazioni che abbiamo visto fare soprattutto nei pomeriggi con o la palla sull'esterno o la palla sulla punta che spalle alla porta va sugli esterni e quella palla sulla punta Milinkovic-Savic la sa dare benissimo. Ma diciamo che potrebbe addirittura verificarsi una scelta di carattere tattico per il ruolo di portiere, sembra strano. Sì, però come discorso, ma potrebbe verificarsi una scelta di carattere tattico, nel senso che quando hai acquisito tutti gli elementi, tutte le informazioni sull'atteggiamento degli avversari e sai che sono avversari che riescono a tenere la pressione alta per larghi tratti della partita, allora in quel caso, dovendo uscire palla a terra e dovendo andare via qualche volta anche diretti con la palla di Milinkovic-Savic direttamente sulla punta, Milinkovic-Savic per motivi tattici in quella partita, per scelte di uscita, in quella partita potrebbe essere preferita a Meret, ma sto usando il condizionale perché è un'ipotesi, non lo so sinceramente se sarà questa la discriminante per scegliere un portiere, uno dei due portieri. Perché poi in fin dei conti hai preso 2 attaccanti abbastanza grossi e hai degli esterni velocissimi, quindi anche per sfruttare in alcune partite è chiaro che nella maggior parte sarà il Napoli a dover fare la partita, però per esempio in Champions League avere la possibilità di andare forte sull'attaccante e sfruttare la velocità dei Lang, dei Neres può essere un'altra carta da giocarsi. Sì, va bene tutto, nel calcio l'importante sono le letture, cioè la squadra deve essere una squadra intelligente e saper leggere il momento quando è il momento anche di andare diretti dal settore 1 al settore 3 saltando il settore 2 e 2,5, se così si può dire. 2 sono i centrocampisti centrali, mezzo è la posizione negli half space che va a prendere uno come De Bruyne che è il migliore al mondo in questo. Il Napoli può fare anche qualche momento di calcio diretto sulla punta avendo Lukaku, può andare qualche volta alla profondità avendo Lucca, però non deve esagerare perché questo significherebbe in automatico meno palloni tra i piedi di De Bruyne sulla tre quarti. Ma possono coesistere De Bruyne e McTominay? Secondo me sì, però De Bruyne e McTominay dipendono, secondo me tutti come il Napoli dipende molto da Lukaku. Lukaku vorrei dire una cosa che può sembrare un paradosso. Lukaku anche quando gioca male, ha giocato male l'anno scorso, parecchie partite, anche quando perde il suo duello, il duello col suo avversario diretto, allora noi vedendo la partita ci arrabbiavamo, ma Rossa oggi non ne tiene una, oggi lo anticipano sempre, no? Abbiamo pensato tutti questo. Però invece poi andando a guardare il discorso di squadra, per anticipare Lukaku non è facile perché proprio bisogna circumnavigare un giocatore grosso che occupa molto spazio
e quindi gli anticipi non erano sempre puliti, e quando gli anticipi non sono sempre puliti, anche se lui in quel momento fa la brutta figura di perdere il pallone, mette nelle condizioni i compagni di poter andare alla riconquista immediata, perché gli altri non escono in maniera pulita, e quindi il Napoli secondo me ha una leggera dipendenza da Lukaku, e soprattutto giocatori come De Bruyne, come McTominay possono beneficiare molto delle giocate di Lukaku, cosa che io non so se Lucca c'ha questa giocata, cioè non lo so perché l'ha detto stesso Lucca, che lui in quello nel giocare con la squadra deve migliorare. È vero. Grazie Paolo. Grazie Allora, a te. ci sono anche domande dei nostri follower, Paolo. Ci stanno chiedendo, ce ne metto una anche mia. Ci stanno chiedendo se secondo Paolo Del Genio Ndoye può essere un buon acquisto per il Napoli, e ci sono chiaramente anche alternative che si stanno valutando, ci sono diversi nomi, tra tutti Kubo, Chiesa, Samuellino. Paolo Del Genio che giocatore preferisce? Perché a me piacerebbe molto vedere Take Kubo per una questione tecnica, però probabilmente poi il Napoli sarebbe troppo offensivo in questo senso qui. Kubo tecnicamente non si discute, è un giocatore fenomenale, però Kubo è mancino, e visto che io preferisco, Politano deve giocare a destra e preferisco Neres a destra, faccio un po' fatica a pensare che prendiamo un terzo mancino e poi dobbiamo andare a sacrificare, insomma, secondo me a diminuire un po' le potenzialità di Neres riportandolo a sinistra. Quindi io, per quanto mi piaccia Kubo, non sono tanto favorevole ad avere 3 mancini su 4 nel pacchetto degli esterni d'attacco. Gli altri sono destri, sono diversi tra loro. Samuellino è un giocatore che può fare pure il quinto, che ha una bella gamba, gioca di destro, ma c'ha anche un buon sinistro, è un giocatore di fascia forte, con una bella resistenza, è un buon giocatore che sicuramente non dovrebbe imparare la fase difensiva, già ce l'ha. Ndoye a me piace, è un giocatore che è cresciuto molto, aveva questo clamoroso limite di non vedere la porta, un gol solo 2 anni fa, ci ricordiamo, contro il Napoli, ma non segnava mai. L'anno scorso è arrivato a quota 8, ma soprattutto mi sa che ha capito come muoversi per andare a chiudere l'azione, quindi se ci mette anche 8, 9, 10 gol dentro uno come Ndoye, per come quello che riesce a fare nella manovra, nella fase anche difensiva, secondo me può essere l'ideale. Qua ci chiedono anche se terresti Asa e che voto dai a questo mercato del Napoli finora. Asa è da guardare con grande attenzione, sta facendo un buonissimo ritiro, anche Vergara ha fatto buone cose, però Vergara già lo conoscevamo un po', Asa in effetti non è che lo conosciamo molto bene, quasi per nulla, e stiamo vedendo che ha qualità, che ha personalità. Poi giocare nel Napoli oggi è diventato difficilissimo, posso fare 1000 esempi. Abbiamo avuto un ragazzo che io ci avevo sempre puntato, che alla fine ha dovuto rinunciare, è Gaetano, no? Sto parlando, io ero convinto che prima o poi entrasse nei 22 del Napoli con un ruolo importante, invece non ci è riuscito nonostante il grande talento. Quindi il rischio per questi ragazzi è esattamente questo, che ormai l'organico è di un livello talmente alto, per esempio Miretti potrebbe essere preferito a Vergara, e ora Miretti noi lo sentiamo nominare da parecchi anni, ha solo più esperienza ad alto livello, ma come talento Vergara, che negli ultimi anni per il grande calcio si è sentito meno, credo che Vergara non abbia debuttato ancora in Serie A, c'ha solamente il campionato di Serie B con l'Areggiano. E quindi, però non è detto che quello sia meglio di quell'altro, però un po' di esperienza, un po' di storia recente potrebbero far sì che venga preferito Miretti, e se viene preferito Miretti non c'è spazio né per Asa né per Vergara. E invece sul voto complessivo a questo mercato del Napoli? Ma io guarda, non è che non voglio dare il voto, però il voto si deve dare quando vedi come vanno tutti gli acquisti, visto che sono tanti gli acquisti, io su alcuni mi sbilancio, cioè De Bruyne alla fine sarà calato un po' di più, ma è un acquisto che non si discute, ma su Lucca, su Marianucci, sullo stesso Lang io voglio vedere le risposte del campo, non è che non mi fido, ma non mi sbilancio, perché
La storia ci insegna che anche i giocatori pagati 20-25 milioni a volte per vari motivi non riescono ad avere un grande rendimento. Speriamo non sia questo il caso, però insomma si tratta di giocatori che non sono assoluti top player e quindi devono crescere, e a volte crescono in maniera esponenziale e ti ritrovi con un grande colpo, altre volte purtroppo non succede, quindi per me ci sono un po' di punti interrogativi, cioè su alcuni giocatori io non lo so che tipo di upgrade è stato fatto con alcuni acquisti. Complessivamente si è creato un organico che dovrebbe consentire al Napoli di soffrire meno in momenti in cui ci sono delle assenze. Si è andato forse più a rinforzare la rosa in generale piuttosto che scegliere di mettere qualche titolare di alto livello, secondo te? Sì, secondo me sì. Secondo me si è deciso di rinforzare la rosa, poi è chiaro che le gerarchie possono cambiare, però per il momento se noi facciamo il giochino delle formazioni mi sento di scommettere sulla titolarità solamente di De Bruyne, gli altri se la devono guadagnare la maglia. Lang per il momento è titolare, ma se arriva Ndoye se la deve giocare, Beukema quando rientro di Buongiorno se la deve giocare, Lucca e Marianucci non partono ovviamente titolari, quindi giustamente stiamo parlando di un organico che offre più garanzie, ma nell'11/14 non c'è stato l'innesto di giocatori che sicuramente da soli determinano il salto di qualità, però era necessario avere un organico più ampio perché c'è la Champions. Paolo, io non ti voglio trattenere oltre perché non ti voglio tediare in alcun modo, ti voglio ringraziare innanzitutto per essere venuto in live, quando vuoi c'è sempre posto qui per te, e ti voglio dire però che ci sono veramente tantissimi complimenti, tantissimi saluti, questo veramente lo voglio, guarda, si può leggere veramente, qualcuno ha scritto vorrei Paolo del Genio 24, quindi insomma giocando sul nostro nome vorrebbero vederti H24. Paolo, ti ringrazio e ti saluto, a questo punto ti lascio andare. Grazie ragazzi, grazie e complimenti perché state facendo come sempre un ottimo lavoro. Grazie mille, parole per cui mi inchino assolutamente, lasciamo andare Paolo.